Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo la classica lasagna napoletana. Faremo il ragù, lo facciamo un po' più leggero, non ci mettiamo lo strutto, non ci mettiamo la pancetta, non ci mettiamo il prosciutto, un po' più leggera ma comunque molto saporito. Metteremo la ricotta, una delle salsicce che saranno parte integrante del nostro ragù, e poi metteremo delle polpettine fritte, provola o mozzarella o fior di latte, scegliete voi, e tutto questo chiaramente sarà completato della lasagna, quindi della pasta che normalmente si può acquistare, ma noi la faremo insieme. Vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per la nostra lasagna napoletana ci servirà il ragù, ovviamente, poi vedrete come lo facciamo, di cui prenderemo solo la salsiccia. Poi ci serviranno una ventina di polpettine, poi vedremo come si fanno, e poi abbiamo 80 grammi di mozzarella o provola, 150 grammi di ricotta, 2 cucchiai di pecorino e 3 di parmigiano, sale e pepe. Questo per quanto riguarda il ripieno. Chiaramente ci servirà anche il nostro ragù. Per la pasta faremo una pasta di semola, quindi useremo solo acqua e farina di semola, e ci serviranno 110 grammi di farina di semola rimacinata e 55 grammi di acqua e un pizzico di sale. Per il nostro ragù napoletano ci serviranno, è un ragù molto semplice, nel senso che non c'è la pancetta e il prosciutto che sono tipici, è un po' più leggero. 250 grammi di salsicce, 125 grammi di puntine di maiale, o come si chiama a Napoli tracchiulelle o braciole, 100 grammi di spalla di vitello, 50 grammi di cipolla, uno spicchio d'aglio, 60 grammi di vino rosso, 5 o 6 foglie di basilico, 50 grammi di olio evo, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 700 grammi di passata di pomodoro o di pomodori pelati, sale e pepe. Per le polpettine della nostra lasagna ci serviranno 130 grammi di carne macinata di manzo, altrimenti potete fare metà di manzo e metà di maiale, 30 grammi di pane ammollato nell'acqua e strizzato bene, quindi mollita, oppure 25 grammi di pangrattato. Io preferisco il pangrattato perché vengono un po' più croccantine e reggono meglio poi tutti i sughi che mettiamo nel nostro sartù. Poi ci serviranno mezzo uovo, sale, prezzemolo tritato molto fine, un cucchiaio e mezzo di pecorino e del pepe. E poi ci servirà chiaramente dell'olio di semi di girasole o di arachidi per friggerle. Per il mio ragù io userò una pentola di terracotta, quindi metto la retina sotto, mettiamo cipolla, aglio e olio e rosoliamo leggermente. Una volta che la nostra cipolla è rosolata insieme all'aglio, ci uniamo le carni, la salsiccia, e li facciamo rosolare. Poi uniamo il vino e sfumiamo. Quando tutto il nostro vino si è consumato, aggiungiamo il concentrato, saliamo e pepiamo. Leviamo anche l'aglio, uniamo anche il passato di pomodoro o i pelati, e io aggiungo anche un bicchiere e mezzo di acqua, il basilico, e adesso mettiamo a fiamma bassa
leggermente coperto, e per intenderci 1,3 kg di carne, 4-5 ore di cottura. Il nostro ragù è pronto, è bello lucido e bello fermo, quindi deve essere ben concentrato. Prendo la carne macinata, stiamo facendo le polpettine, metto il sale, ci metto il prezzemolo tritato sottile, ci metto il cucchiaio e mezzo di pecorino, ecco qui, il nostro pepe, l'uovo, la mia metà di uovo, e metto metà del pangrattato che vi ho dato in dotazione, così vediamo quanto ne assorbe. Lo stesso dovete fare con il pane, identico e uguale. Facciamocele tutte e poi ce le friggiamo tutte insieme, ovviamente. Ho messo nell'olio bello caldo le mie polpettine, adesso le facciamo diventare belle dorate e poi le mettiamo su carta assorbente per levare l'olio in eccesso. Per fare il nostro impasto per quanto riguarda la lasagna, mettiamo la nostra farina, un pizzichino di sale, ma proprio poco, e incominciamo a incorporare la nostra acqua, un po' alla volta. Lavorate perché la farina di semola assorbe, ma lentamente, l'acqua. Ecco, vedete, l'ha già assorbita tutta. È ovvio che possiamo, se vogliamo, usare la macchinetta della pasta, ma già che per me è pochissima, non la uso il mattarello, faccio più presto. Però, come vi ho detto, tranquillamente la macchinetta della pasta, e andate piano piano. Se volete vi lascio anche la scheda di come fare la pasta e poi stenderla con la macchinetta. Comunque dovete andare al penultimo step della vostra macchinetta come spessore. Adesso è pronto. Adesso lo lascio riposare una 10 minuti nella nostra bastardella coperto, e poi lo riprendiamo in modo che si stende un poco, si rilassa e quindi sarà più facile stenderlo. Un po' di farina sempre di semola al di sotto e io me la stendo, come vi ho detto, a mano. Sono quasi arrivata allo spessore che mi interessa per rendere la nostra lasagna bella sottile. Ho fatto in modo che la mia sfoglia fosse rettangolare, in modo che mi è più facile poi ricavare delle sfoglie. Allora, incomincio a fare così, tanto che, diciamo, sia non perfetta, non mi interessa. La semola è bella, sapete perché? Perché non attacca, difficilmente attacca. Ecco qui, ci siamo fatte tutte le nostre sfoglie. Adesso io taglio a metà. Preparatevi una sorta di linea. Quindi abbiamo la nostra acqua che bolle, adesso ci mettiamo il sale e l'olio. Qui abbiamo dell'acqua bella fredda, qui un colino per la nostra pasta e qui una teglia con dell'olio. Potete anche usare, se volete, dal passaggio dall'acqua fredda alla nostra teglia, un panno che deve essere lavato con acqua e sale, quindi senza nessun detersivo, e lo mettete sulla teglia e poi ci mettete la vostra pasta. Io invece preferisco così, è più veloce, non sporchiamo, insomma
così. Adesso mettiamo il sale nella nostra acqua, il nostro olio, e incominciamo a cuocere velocemente la nostra pasta. Adesso bolle, procuratevi una pinza per prenderla o una schiumarola. Le possiamo mettere a secondo la grandezza della vostra pentola, ovviamente, 2, 3, non ne mettete tantissime comunque. Ora ci facciamo il nostro passaggio in acqua fredda. Come vedete è velocissimo, appena ricomincia il bollore levatela subito, se no si rovina. E adesso ce la mettiamo nel nostro colino per 1 minuto proprio, e continuiamo a fare la nostra lasagna. Ecco qui, adesso io prendo questa e la metto qui. C'è l'olio, quindi non attaccherà, però mettetele distanziate comunque. Ecco qua. Adesso ci leviamo. Cominciamo con mettere il nostro ragù sulla base, in questo modo. Vedete che il ragù non è molto bello concentrato, è un po' più lento, quindi prendete una parte del vostro ragù e ci mettete un po' d'acqua, lo fate riscaldare leggermente perché deve essere freddo, e poi lo usiamo per fare la nostra lasagna. Cominciamo a mettere la nostra sfoglia. Vedete, io uso quelle lì che erano, diciamo, un poco stortine per riempire gli angoli. Ecco qui. Adesso ci cominciamo a mettere un po' di sugo nella nostra ricotta. Ecco qui, ce lo giriamo in questo modo e incominciamo a metterla. Mettiamone ovviamente una parte, ce la stendiamo e poi incominciamo a mettere le nostre polpettine. Se le volete fare ancora più piccolo come grandezza vanno benissimo. Mettiamo le nostre polpettine, facciamo in modo che quando si ha la fetta tutti ce l'abbiano. Ecco qui. Adesso ci mettiamo la nostra salsiccia a pezzi. Voi potete fare anche uno strato di polpette, però a me sinceramente piace più mischiare un po' il tutto. E poi ci mettiamo la nostra provola, altro ragù, ci mettiamo il nostro formaggio, altro strato, come vedete con la quantità che vi ho dato sono venuti 3 strati più la copertura ovviamente. Ecco qui, adesso chiudiamo. Ecco qui, la taglietta come vedete è piccola, queste sono 2-3 porzioni massimo. Copriamo con abbondante
ragù. E adesso abbondante formaggio, perché deve fare una bella crosticina. Mettete il ragù anche negli angoli, così. Ecco qui. Mettiamo una bella spolverata di formaggio e inforniamo. Ora ce la inforniamo a 200 gradi per una ventina di minuti. Deve venire bella dorata. Io non ho messo pepe come avete visto, però se lo volete mettere, visto che nella ricetta ve l'ho dato, mettetelo a uno strato sì e uno strato no. Se no, se è troppo piccante, a qualcuno non può piacere. Se poi non avete bambini, fate come volete, però se ci sono i bambini, evitate il pepe. Inforniamo. Ecco la nostra lasagna pronta. Adesso la facciamo riposare per una decina di minuti, così, in modo che il tutto si assesti, e poi la possiamo tagliare. Ecco la nostra lasagna pronta per essere servita dopo 10 minuti di riposo. Buon appetito a tutti!